Presidente Maschio, prospettive della ricettività alberghiera, quali sono? Che direzione state prendendo? Allora, diciamo che stiamo uscendo in questo momento da un convegno che è Ristorazione Alberghiera 2.0, quindi un tema fondamentale nella nostra agenda è quello di cercare di dare delle risposte, nuovi spunti su un aspetto fondamentale delle nostre strutture, su uno dei reparti direi più importanti e che in questi ultimi anni ha richiesto maggior innovazione. La ristorazione delle nostre strutture oggi si trova di fronte a un bivio, vediamo un calo o quantomeno in alcuni casi, non in tutti, un'inadeguatezza di quello che era il modello di ristorazione che abbiamo applicato per 50 anni. Oggi le richieste dell'ospite, il modo di vivere l'esperienza food da parte dell'ospite è sicuramente cambiata, dobbiamo adeguarci in tal senso. Proprio in considerazione a questo direi che la riqualificazione della nostra offerta passa per dei collaboratori e delle figure professionali adeguate che possano ben inserirsi in quella che deve essere appunto la ristorazione 2.0 nelle nostre strutture. A tal proposito abbiamo già fissato la seconda data del Job Day organizzato dal nostro contenitore che è J-Lab, che è un contenitore all'interno del quale convogliamo la parte formativa dell'associazione, e l'abbiamo già fissata per la data del 17 marzo prossimo, all'interno del quale appunto faremo incontrare domanda e offerta per le nostre aziende del territorio con i nostri futuri collaboratori, ci auguriamo, le nostre aziende. Sempre in materia di enogastronomia, a breve, perché a febbraio abbiamo qui le date sono già fissate, della Fiera dell'Alto Adriatico a Caorle, momento anche quello nel quale ormai la parte del food la fa da padrona, pertanto i nostri imprenditori e le nostre aziende potranno trovare già degli spunti interessanti anche in quell'occasione.